Beh, l'emozione per me è doppia perché c'è quella di un premio così importante come il premio Campiello con una cinquina di grandi autori, per cui quello è stato un'emozione grande e in più si aggiunge il fatto che è un premio del Nord-Est, il mio libro nasce dai luoghi, dalle geografie e quindi un premio che ho sentito ancora più vicino. Nel suo libro, come ha raccontato nella presentazione, si parla molto di identità, di psicanalisi, ma tantissimo anche della città di Trieste. Che cosa c'è di autobiografico nel legame appunto con questa città? E c'è il fatto che io, anche se non sono nata a Trieste, sono nata a Pordenone, però amo Trieste di un amore folle, senza ragione, perché è il luogo a cui io sento in qualche modo di appartenere, sento che mi corrisponde ed è stato il luogo che più di ogni altro è stato per me un grande regalo di libertà e di possibilità e quindi forse due elementi che più identificano per me anche la scrittura e il mio rapporto con lo scrivere. Per quanto riguarda l'identità, com'è possibile preservare l'identità o comunque avere un determinato rapporto con il proprio passato e nel futuro, secondo lei, in questo periodo storico? Ma io credo che sia importante pensare all'identità non come qualcosa di rigido e dato una volta per tutte, ma l'identità è qualcosa che è perennemente in divenire, che muta, che è dato dai luoghi in cui viviamo, dalle nostre partenze, dai nostri ritorni, dalle persone che incrociamo nella vita e per forza per essere un'identità ricca e complessa è un'identità che deve essere aperta allo sconosciuto, all'altrove, all'accadimento e quindi credo che l'identità sia per suo statuto qualcosa che sta in equilibrio tra il passato, che è le storie che abbiamo dietro di noi, e il futuro verso cui tendiamo. Si dice che a volte gli scrittori si affezionino a qualche personaggio. In questo romanzo c'è qualche personaggio, qualche figura a cui si è legata di più rispetto ad altri? No, io devo dire che amo tantissimo tutti i miei personaggi, ce n'è forse uno che amo un po' meno degli altri, un personaggio secondario, ma lascerò ai lettori immaginare chi è. Una domanda che va al di là del suo romanzo. A un giovane che volesse intraprendere l'attività di scrittore o comunque coronare magari un sogno di vincere un domani il premio Campiello, c'è qualche consiglio che si sentirebbe di dare? Sì, io darei due consigli che per me sono stati fondamentali e che augurerei a chiunque, che sono quello del leggere tantissimo, del leggere più possibile, la buona letteratura soprattutto e in secondo momento di coltivare un proprio mondo interiore, una propria passione, delle proprie domande, dei propri altrovi che ci chiamano e ci incuriosiscono. Per concludere un'ultima domanda, c'è qualcuno che dice, magari in maniera provocatoria, che a volte gli scrittori sono un po' bugiardi, nel senso che non svelano tutto o comunque raccontano alcuni aspetti del lavoro nella maniera in cui lo desiderano. Lei cosa ne pensa di questo e si sente una scrittrice più sincera o qualche volta un po' bugiarda? Io avevo una maestra delle elementari che ci incentivava a raccontare bugie perché solo così saremmo stati in grado di raccontare delle storie e quindi da lì parto.